Sono stato stasera alla Via Crucis cittadina delle parrocchie di Paderno Dugnano, dunque de tutta Paderno de Dugnan, de Parasseu, de Casinamata, del village di Calderara, di Paderna, di Dugnan in Ciran, che siamo partiti proprio in Ciran, Piazza dei Gasperi, prima stazione. Questa Via Crucis in cammino con il Signore Gesù per le strade della città degli uomini, curata dai giovani, presenti i sacerdoti della città, anche delle religiose, laici, adulti, giovani, famiglie. Qui la seconda stazione alla chiesa di Incirano, la terza stazione sulla via Italia nei pressi della scuola Allende, la stazione successiva, la quarta, alla casa del riposo Ricovero Boldi, la quinta in piazzetta Uboldi lungo la via Madonna, la sesta davanti all'oratorio, tutte stazioni che hanno simboleggiato appunto la nostra città, i luoghi dell'educazione, della sofferenza, dell'aiuto, della solidarietà, e la conclusione in Piazza della Resistenza, dove c'è il municipio, a 2 passi dalla chiesa di Dugnano, per simboleggiare appunto la centralità della proposta della croce nella città di oggi. E qui il messaggio appunto della prossima Pasqua, del prossimo Triduo Pasquale, e guardando la cruz spero e prego per la pace in tutto il mondo, la pace che il Signore la porta e che sta a noi accettare nella nostra vita. Ciao ciao.